Un uomo di una crudeltà infinita. Fotografato così il Malgaro che in Cansiglio, pur vedendo il gruppo di 30 cervi intrappolati nel proprio terreno, ha lasciato che parte del branco, ovvero una decina, morisse di inedia e di fame piuttosto che andare in suo soccorso e salvarlo. La fotografia scattata dal vicepresidente della Commissione Ambiente del Veneto, pronto ad azioni legali contro chi ha mostrato tanta durezza e disumanità nei confronti della fauna selvatica. È competenza della Procura della Repubblica chi maltratta gli animali e chi li porta a morire. Io credo che questi reati ci siano. Ho già provveduto a mandare alcune informazioni al Corpo Forestale dello Stato affinché intervenga ad accertare eventuali reati. Questa crudeltà è stata fatta nei confronti di un bene, la fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legge sulla fauna e sulla caccia. Ma non basta. Verrà inoltre chiesto all'ente regionale cui è affidata la gestione del Cansiglio che venga al più presto revocata la concessione d'aria al Malgaro, macchiatosi dei citati reati, concessione che di fatto rende il terreno proprietà privata e non più dello Stato. E chiederò anche a Veneto Agricoltura di rivedere la concessione di chi si è macchiato di questo atto di crudeltà inaudita nei confronti di poveri animali che erano stati chiusi, quindi non in una situazione naturale, ma in una situazione artificiale, chiusi in un recinto, morenti e non liberati.